piacere di dare il benvenuto a nome dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere a tutti gli interessati a questo avvio di una serie di bellissimi interventi organizzati dal nostro accademico e amico Michele Catrenti, in collaborazione con le due associazioni che ringrazio pure per la presenza, come ringrazio tutti i presenti che hanno voluto onorarci della loro presenza in questa sala che non è nota a tutti, è una sala che a Genova viene considerata un po' come un oggetto di culto, ecco, perché la parola Accademia Ligure di Scienze e Lettere spaventa tutti. In realtà siamo esseri umani anche noi, facciamo tutte le settimane delle conferenze di ricerca, di alta cultura nei vari settori dei nostri accademici e di persone invitate, e da tempo sogniamo o sognavamo di ospitare qualche cosa di musicale. Qualche cosa lo abbiamo fatto, è venuto Borgonovo, qualche che è pure nostro accademico come Trenti, ma diciamo abbiamo uno tale spettro, ecco, di attività e di iniziative che ormai è difficile anche trovare lo spazio per ospitare. Comunque, quindi benvenuti a tutti. Io ringrazio Michele Trenti, spero che questa iniziativa, come merita, ecco, onori quello che è stato un grande genovese, che come tutti i grandi genovesi hanno sempre vissuto un pochino sottotono, compresa l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, che a Genova nessuno conosce, ma insomma, ecco, e facciamo quindi una bella giornata di cultura musicale, ecco, e lascio a Michele il piacere di introdurre l'iniziativa, ringraziando nuovamente tutti. Io ringrazio, io non è che sia stato l'organizzatore, diciamo che sono stato facilitatore quando Paolo Orsolino ci ha presentato quest'idea. Ho proposto appunto qui all'Accademia di fare questa parte della manifestazione, cioè la giornata di studi, in questo luogo che mi sembra, diciamo, adatto per vari motivi, anche per le dimensioni e per le dotazioni. Quindi ringrazio naturalmente l'Associazione Cultura e Musica Sant'Orpete, che è, diciamo, la organizzatrice. Noi, in quanto presidente anche degli Amici di Paganini, collaboriamo, ma naturalmente qui in questa giornata io passo la parola a Davide Mingozzi, che invece è il coordinatore di questa parte musicologica di questa giornata. Buon pomeriggio a tutti, io veramente un saluto molto breve che voglio rivolgervi, grazie all'Accademia, grazie a Michele, a questa giornata che ho organizzato insieme all'amico Riccardo Guella per interrogarci sui rapporti fra la chitarra e Genova, un rapporto molto stretto come vedremo, ma che spesso è passato inosservato. Ecco, oggi è un momento di discussione, ma non soltanto parola, ma anche musica, perché vedrete tra i diversi interventi sono previsti dei momenti musicali legati a quello di cui i relatori presenteranno. Avremo 7 relazioni. Ci sono degli interventi musicali con prime esecuzioni di musiche genovesi o legate a Genova, su anche strumenti storici, quindi abbiamo veramente un panorama molto ampio che va dalla liuteria dell'Ottocento genovese fino a chiudere con Orsolino e un ricordo suo. Quindi vi do il benvenuto a questo pomeriggio. E lascio la parola. Scusate, una comunicazione di servizio, siccome la giornata è abbastanza lunga, qui ci sono le toilette, se chi ha bisogno se ne può servire. Lascio la parola alla professoressa Maria Teresa Della Borra del Conservatorio di Milano, che sarà la moderatrice dell'incontro. Grazie. Allora, sì, è vero, Conservatorio di Milano, ma in particolare in questo momento, come così mi faccio carico, ecco, di un titolo così ufficiale,
referente per la Società Italiana di Musicologia, che ha dato il patrocinio alla giornata, all'iniziativa, e è ben contenta di poter ospitare all'interno del suo cartellone di attività musicologiche questo tipo particolare di programmazione davvero così originale, che appunto abbina degli elementi di esecuzione, dei brani eseguiti appunto anche in prima assoluta, come diceva Davide, a delle riflessioni e a degli interventi invece più di natura teorica. È una formula molto interessante ed efficace, perché finalmente il lavoro di scavo, di indagine che viene compiuto magari su documenti d'archivio o spartiti, poi viene reso anche fruibile ad un grosso pubblico attraverso gli interpreti. Allora, possiamo iniziare subito la giornata, perché come si diceva è molto densa di relazioni e anche di esecuzioni, quindi mi piacerebbe subito dare l'avvio alla prima relazione, che viene un po' gestita a quattro mani, in questo caso un quattro mani un po' particolare, appunto una parte teorica e una parte esecutiva a seguire immediatamente. Il titolo della prima relazione riguarda la chitarra di Paolo Castello 1804, un unicum tra gli strumenti genovesi superstiti, e ci viene proposta questo titolo da Federico Filippi Prévost de Borda e Luca Soattin. Il primo è musicista e organologo, si è diplomato in chitarra classica presso il conservatorio di questa città, con una tesi già dedicata alla chitarra, i concerti per chitarra e orchestra nella prima metà dell'Ottocento, con un catalogo delle musiche inedite di Matteo Barbi e Filippo Marchetti, e ha ricevuto proprio l'anno scorso a Cremona il premio speciale, una menzione speciale da parte della Società Italiana di Musicologia. Ha frequentato il corso di storia degli strumenti musicali presso l'Università di Edimburgo, ottenendo una borsa di studio per la sua ricerca sugli esemplari superstiti di mandolino alla genovese, e sull'argomento ha poi pubblicato diversi contributi. Ha poi collaborato con una serie prestigiosa di istituzioni, Victoria Albert Museum di Londra, Metropolitan Museum of Art di New York e altri, e ha collaborato anche con collezioni internazionali per il riconoscimento di strumenti realizzati proprio da liutai genovesi. Unitamente allo studio della tradizione musicale, si è diplomato con il massimo dei voti in musica e nuove tecnologie, approfondendo l'applicazione di attrezzature analogiche e digitali in ambito organologico. Di Luca Soattin poi parleremo magari più dettagliatamente nel momento in cui farà la sua esecuzione, quindi darei la parola ai due relatori, pregando, ecco, di rimanere nei tempi che sono prestabiliti. Buongiorno. Grazie. Sì, si sente? Grazie. Allora, innanzitutto mi volevo aggiungere ai ringraziamenti brevissimamente, proprio per l'invito, per essere qua in questa giornata, e anche per avere il piacere di introdurre, è stato già introdotto, ma di iniziare con i contributi che poi avremo oggi e che saranno appunto dedicati alla chitarra. E appunto, siccome dobbiamo stare nei tempi, partirò subito in modo veloce per non sforare. E come è stato già detto, il nostro intervento qui con il mio collega, diciamo, Luca Soattin, è dedicato a una chitarra, la chitarra che vedete qui sul tavolo, l'abbiamo anche, oltre che in fotografia, l'abbiamo qui presente, avremo il piacere di ascoltarla dopo, perché lo studio è dedicato a questo per vedere quello che era lo strumento proprio del quale ci stiamo occupando dal punto di vista delle sue caratteristiche organologiche. E diciamo che oggi la giornata di studi è dedicata alla chitarra tra 800 e 900, però ho pensato di fare giusto aprire una piccolissima parentesi tra quelli che era la storia degli strumenti a pizzico genovesi, poiché diciamo che la chitarra cosiddetta alla francese, che si diffonderà poi tra 700 e 800, quella che conosciamo noi oggi con le 6 corde singole, per chi ovviamente è esperto saprà già ovviamente queste cose, ma diciamo specifico anche per i modelli che ovviamente oggi non si vedono più in uso, tra quella che era la chitarra barocca a 5 ordini, diffusa diciamo nell'ultimo periodo nel Settecento, che poi si è trasformata in corde singole, 5 corde singole, e poi a 6 corde singole come conosciamo noi oggi.
Brevissimamente, perché ho messo queste immagini di strumenti che in realtà hanno la forma di un liuto. Sono quella, a partire da sinistra brevemente, possiamo vedere strumenti che sono genovesi e che hanno una caratteristica unica che ho voluto citare, proprio perché sono unici della produzione, se vogliamo dire, a livello ibrido, che si trova a metà tra quella che era il liuto e la chitarra. Vediamo una paletta, diciamo, con piroli infissi perpendicolarmente e strumenti come il primo del 1701 di Martino Hill, diciamo, liutaio tedesco trasferitosi poi qua a Genova, che diciamo, ha caratteri comuni con quella che era la chitarra barocca, i 5 ordini di corde e, come abbiamo già detto, la paletta. Andando al centro troviamo un mandolino alla genovese, che nel periodo era chiamato semplicemente a mandolino, che appunto nell'unico metodo superstite, adesso conservato nella biblioteca dell'Università di Glasgow, è indicato avere una cordatura all'ottava sopra della chitarra francese. Ora, c'è un dibattito ovviamente su quale fosse la reale accordatura di questo strumento, ma non mi voglio dilungare, poiché questi strumenti erano accordati anche con la cordatura, diciamo, del mandolino barocco. Però esiste questa testimonianza, e non solo questa, ci sono altre fonti che citano la cordatura all'ottava della chitarra, che suggeriscono appunto questo legame con la chitarra. E in ultimo, questi due strumenti, uno marchiato Agostino delle Piane, che qualcuno già conoscerà come liutaio attivo a Genova, appunto, tra 700 e nella seconda metà del 700, e l'ultimo strumento è un liuto a penna. Diciamo, il nome può variare a seconda, mandolone, mandola, diciamo anche questo che riassume caratteristiche ibride tra quelle che sono strumenti a plettro e una chitarra barocca, però avendo le 6 corde doppie già. Quindi uno strumento, diciamo, unico nel suo genere. Sono presenti strumenti ovviamente anche nel sud Italia, spesso si trovano nell'iconografia, ma differenti da quelli genovesi. Ho messo anche la foto di un esempio, poiché se andiamo a cercare chitarre barocche nell'iconografia genovese, ahimè, nel Settecento gli esempi sono veramente rari, soprattutto nella seconda metà del Settecento, mentre invece negli stucchi, come in questo qua, troviamo ben raffigurato quello che era il mandolino alla genovese. Ora, quindi, questo si distacca un po' da quello che è la chitarra, ma diciamo che fa un po' da punto di passaggio e ci ricorda quello che era l'istrumentarium genovese. E per trovare la chitarra, testimonianze della chitarra, anche se ci sono in alcune fonti, diciamo già della seconda metà del Settecento, anche prima, ovviamente la chitarra, adesso io sto parlando di chitarra alla francese, come abbiamo detto in questa forma che vediamo qua oggi, ho pensato di citare, fra quelle che ho trovato appunto per non dilungarmi, questa interessante descrizione delle casasse che troviamo in una traduzione francese, traduzione in francese, del celebre Viaggio in Italia di Charles Burney. Ecco, la traduzione in francese che è stata realizzata proprio qua a Genova, per adesso non mi ricordo più, sì, per la stamperia Giossi in Piazza delle Vigne. Ecco, Charles Brack ci ricorda che scrive una lunga nota in cui si mostra in disaccordo con lo spietato giudizio di Burney verso la città di Genova, la quale era stata, diciamo, criticata per avere un ambiente musicale poco ricco, se così possiamo dire. Ecco, lui dice, se Charles Burney si fosse trovato ad essere a Genova nei primi giorni di maggio, avrebbe potuto vedere quello che accade durante le casasse, un evento musicale che non ha forse paragoni. Ecco, questo... Ma perché l'ho citato? Perché tra quelli che sono gli strumenti compaiono anche le chitarre, mentre le casasse più importanti, tra quali vediamo qua nell'immagine quella di San Giacomo, che era tra le più grandi e importanti, mentre quelle più importanti avevano un'orchestra completa di musicisti professionisti, le altre, dice, non avevano che un'orchestra, una riunione per orchestra, una riunione di chitarre, di sistri e di specie di colascione. Questa specie di colascione ci potrebbe rimandare al liuto a plettro che abbiamo visto prima, che comunque si differenzia da quello dal colascione, ovviamente da altri strumenti napoletani.
Ecco, quindi già questo è un senso, diciamo, ci dà l'idea che la chitarra era considerata un gradino sotto rispetto a quelli che erano gli strumenti portati in orchestra da quelli che erano i professori d'orchestra che si esibivano ai teatri e altre occasioni strumentali. Brevemente, un'altra descrizione delle casasse, quella di Boucher de Perthes, da una lettera a suo padre proprio del 7 maggio, ci avviciniamo alla data di costruzione della sua chitarra, del 1806, della chitarra di Paolo Castello, e ci dice che tra queste bande che seguivano la processione ce n'era una di 30 chitarre, una di 40 mandolini, che valevano i 50 flauti di certi reggimenti inglesi, oppure tutti i mirliton di St. Claude. E alla fine conclude, era da rendere pazzi dal fastidio. Quindi diciamo che il risultato sonoro forse non fu così apprezzato dall'ufficiale di dogana francese. Ecco, ma arriviamo a quello che invece è la chitarra alla francese che si diffuse poi durante l'Ottocento e della quale abbiamo testimonianza tangibile, e vediamo che tra le chitarre genovesi, che purtroppo non sono tantissime, qua ho portato alcuni esempi, ce ne sono delle altre ovviamente, tra quelle possibili da citare, ma ho voluto riassumere brevemente anche per caratteristiche che adesso dirò brevemente. Quella di Paolo Castello si distingue proprio per essere tra le prime con caratteristiche legate alla chitarra francese delle 6 corde singole. Abbiamo poi quella di suo figlio del 1813, un altro esempio, quella di Paquerel e di Trucco, che pur essendo già negli anni 40 presentano ancora caratteristiche legate agli strumenti francesi, diciamo, quindi sono rimasti un pochettino indietro come quelle caratteristiche costruttive, poi personalizzate, come vedremo che ogni lutaio, ogni fabbricante di strumenti rivedeva poi a modo suo. E ho citato ancora quella di Rastelli, fra le chitarre che costruì anche chitarre con bassi volanti e altri diciamo strumenti differenti tra loro, che invece riprendono più quelli di costruzione tipicamente italiana, come quelle di Guadagnini o di area lombarda. E passiamo adesso più nello specifico alla chitarra di Paolo Castello, e vediamo qui, qua abbiamo nelle sue 4 facce di profilo. Ecco, il cartiglio indica proprio 1804, cartiglio che si ritrova anche su altri strumenti di Castello come viole e violini e violoncelli, e lo strumento è stato trovato da Luca, era precedentemente in possesso di Nando Rizzo, e è un negoziante di chitarre elettriche principalmente. La chitarra era quasi abbandonata in un angolo, descritta come chitarra barocca, e comunque chitarra completamente in disuso e da appendere a un muro, e quindi ho sentito la necessità di salvarla. Ecco. Quindi un ritrovamento fortunato, diciamo, che ha riportato alla luce questo strumento. E ecco, possiamo dire giusto qualche notizia, qualche informazione su quelli che erano i Castello, una famiglia sia di chitarrari, per chitarrari si intende non soltanto ovviamente fabbricanti di chitarre, ma di strumenti ad arco, erano così chiamati già nei secoli passati proprio per la costruzione di strumenti, diciamo in generale, a corda, se così possiamo dire, che potevano essere sia ad arco che pizzicati. Ecco, i Castello erano, come molti altri costruttori di quel periodo, avevano la loro bottega nel sestiere della Maddalena, molto ricco sia di musicisti che di costruttori, di strumenti, e molto attivi tra gli anni 60 e 80, come già individuato anche da altri studi come quelli del maestro Giordano, e che però dall'Ottocento pare si dedicarono anche alla costruzione di chitarre, forse anche da prima, questo non lo possiamo sapere, però quello che è interessante è che se negli stati delle anime li troviamo già indicati come chitarrari genericamente, dal censimento del 1808 Paolo Castello viene indicato come faiseur de guitare. I 2 figli, che negli stati delle anime sono indicati come
anch'essi come chitarrari, quindi solitamente veniva assegnato simile, quindi sia Antonio che Vincenzo. Castello ebbe poi altri figli, però questi sono i due che rimasero con lui in bottega. Sono indicati come simile, ma anche come suonatori, filarmonici. Nel 1808 lo troviamo Antonio come professore de violon e Vincenzo come impiegato nella banda militare. Quindi, oltre a prendere quello che era il mestiere del padre di chitarraro, studiarono anche musica, come accadeva spesso nelle famiglie, poteva accadere, non sempre, ma nelle famiglie di liutai. È capitato di vedere una situazione simile in quella che era la famiglia di Agostino delle Piane, amico di Paganini. Suo padre Antonio era chitarraro, suo nonno anch'esso era chitarraro, lui prenderà poi la strada della musica come violinista. Allora, che altro dire? Sì, erano situati nel Sestiere della Maddalena, dagli anni 60 in Vico del Duca, poco lontano da Vico Dritto, e poi proprio in Vico Dritto della Maddalena, in casa Cambiaso, alla casa numero 143. E in questo appartamento li troveremo fino poi alla morte di Antonio, quindi poi rimarranno in questa casa, tutta la famiglia rimarrà lì e non cambieranno più domicilio. Possiamo dire due parole proprio sulla chitarra in sé. È una chitarra con una tavola in abete, fatta in due parti con venature parallele, un bel legno che mostra ovviamente i segni dell'usura del tempo, che però si presenta ancora in grado di essere, diciamo, suonato come ascolteremo oggi. Particolare della tavola, che si nota da subito, più che della tavola, di quello che è il ponticello, è che il ponticello ovviamente non è originale, ha subito delle modifiche. I baffi sono originali, ma la parte centrale è stata modificata in più occasioni. E dall'immagine possiamo ancora vedere, mentre parleremo più avanti del ponticello, possiamo vedere quelle che sono le fasce e il fondo, che sono in acero, con una marezzatura, diciamo, appena accennata, e fondo che, come vedete, si vede dalla vista di profilo, si allarga, diventa più profondo nella parte finale. Ecco, qui vediamo un'immagine, un dettaglio, alcuni dettagli del ponticello che si vede, come si vede già ad occhio, poi da un esame più approfondito, da prima con un'endoscopia, andando a vedere all'interno, abbiamo visto che erano presenti 7 fori dall'interno, con della colla ovviamente che era poi colata, e questo ci ha portato poi a cercare di capire cosa corrispondessero. Dalla TAC si è visto che poi erano dei rinforzi di legno inseriti proprio tra il ponticello, come si vede nell'immagine laggiù dalla TAC, per ancorare il ponticello alla tavola. C'è un altro segno che divide il ponticello a metà, un'altra parte aggiunta e la parte sopra, che è quella più moderna, che è relativa all'ultimo intervento di restauro, proprio per consentire l'altezza delle corde e renderla, diciamo, ancora oggi suonabile. Passiamo al manico dello strumento, un manico diciamo sottile, rivestito in un legno scuro, palissandro, anche così come la paletta. Sono presenti 11 tasti al manico e 6 sulla tavola, che originariamente erano in legno, poi sono saltati via, sono stati ricostruiti. Cos'altro dire? Caratteristica interessante è questo, l'attacco allo zocchetto del manico, che, come in questo caso, avveniva spesso negli strumenti genovesi, come in particolare nei mandolini, ma si vede anche negli strumenti ad arco dello stesso castello. Sono stati trovata questa caratteristica, la presenza di chiodi che andavano a fissare appunto con lo zocchetto quello che era il manico, che si vedono bene dalla radiografia. Caratteristica che poi ovviamente nel corso dell'Ottocento non sarà più utilizzata per la costruzione delle chitarre né per strumenti ad arco. Vediamo ancora un dettaglio della paletta che presenta
avevo citato prima una chitarra di Antonio Castello, che è datata del 1813, e di qui alla vostra destra vedete la paletta di Castello, che riprende sia nella forma sia in quello che è il gancio utilizzato per attaccare la tracolla del musicista, la banda del musicista, caratteristica che non sempre era presente nelle chitarre, che quindi ci dà un indizio proprio di una continuità nella costruzione. E la stessa chitarra di Antonio, come abbiamo citato prima, il chiodo nello zocchetto al manico, presenta anche questa caratteristica nella sua chitarra del 1813. E un altro aspetto che rimanda alle chitarre di un periodo, cioè diciamo sia anche agli strumenti, come abbiamo visto il mandolino genovese, è la presenza di queste strisce di acero con una parte centrale nella paletta. Vorrei brevemente concludere con appunto facendo notare quello che abbiamo notato, l'usura al terzo tasto, che si vede poco con la luce, dovuta sì, forse si vede meglio lì nella foto, ho cercato di rendere l'usura al terzo tasto, c'è anche un buco turato, questo non si sa bene se per diciamo, un danno allo strumento oppure l'utilizzo appunto di quello che vedete sotto, il cosiddetto capotasto, che consentiva alla chitarra di essere suonata come una chitarra terzina, quindi una terza minore sopra. Aspetto che era caratteristico appunto del repertorio dei primi decenni dell'Ottocento. Repertorio al quale oggi vedremo più riferimenti nei prossimi interventi, che però, siccome per quanto ho visto nelle ricerche, nei principali archivi, non riguarda la chitarra terzina, mi è sembrato interessante citare questo aspetto legato alle fonti, che purtroppo non sempre ci sono giunte, ma che ci dà un indizio su quello che poteva essere il repertorio. Mi ricollego alla produzione dei costruttori di chitarre, ma anche, come abbiamo detto, riparatori, come lo stesso Antonio Delle Piane, che era riparatore di chitarre, in molti si dedicarono anche a strumenti che venivano da fuori e quindi ebbero possibilità di trarre anche quelle che erano le caratteristiche costruttive, in particolare da strumenti sia francesi o che venivano dal nord Italia. In questo caso abbiamo la chitarra terzina appartenuta a Paganini, che era stata, diciamo, venduta all'asta nei primi del Novecento e poi è entrata a far parte di una collezione, ahimè, poi andata persa durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E, e quindi questa chitarra si aggiunge a quelle che sono quelle aggiunte a noi di Paganini, quella alla fabbricatore, Laurie, e quella donata a Berlioz, e che quindi ci danno un indizio su quelli che potevano essere anche gli interessi relativi al repertorio. Certo, queste indagini, che sono dal punto di vista organologico, vanno poi unite a quelli che saranno i contributi che vedremo nel corso della giornata. Sì, l'etichetta, il cartiglio che vedete qua è proprio quello che si ritrovava all'interno della chitarra di Paganini, restaurata da questo Lodovico, che era Lodovico Rastelli, altro chitarraro, fabbricante di strumenti genovese, in questo caso attivo in Piazza della Posta Vecchia, quindi sempre vicino alla Maddalena. Io concluderei, se il mio collega non ha da aggiungere qualcosa che mi sono dimenticato. Sicuramente ho cercato di condensare tante cose, quindi scusatemi se ho parlato un po' forse veloce, ma anche sono stato preso dall'emozione di dover parlare di questi strumenti che a me, come chitarrista e poi anche come studioso, mi interessano particolarmente, e quindi mi lascio trasportare. Grazie. Ringrazio nuovamente. Prego. No, volevo ringraziare Federico, perché mi ha proposto appunto di studiare lo strumento che io con mio collega Roberto utilizziamo per il nostro duo, ma non mi sarebbe mai pensato, non avrei mai pensato di mettermi a studiarlo così in modo approfondito. Invece con Federico invece abbiamo avuto l'opportunità appunto di fare uno studio molto più approfondito,
e di valutare le caratteristiche precipue dello strumento, quindi è una cosa davvero interessante. Ecco, quindi comunque ti ringrazio molto. Di chi possiede questi strumenti di metterli a disposizione di un'indagine che vada appunto sia che alleghi la musica e metterli a disposizione. E io ringrazio a mia volta il dottor Mingozzi, che verrà dopo, perché mi ha acceso la scintilla parlandomi proprio di quello che sarà l'argomento del prossimo intervento, che è Antonio Castello, che è il figlio di Paolo Castello, e come ci illustrerà meglio vedremo collegato. Certo. E invece adesso ascoltiamo, vero? Mi sembra, no, prima allora facciamo parlare Davide. Benissimo. Allora forse anche i commenti eventualmente che possono essere scaturiti da questa relazione così puntuale sullo strumento, la descrizione meticolosissima e una storia altrettanto puntuale, gli interventi, dicevo, potrebbero essere alla fine dell'intervento del dottor Mingozzi. Grazie, grazie. Allora invito Davide Mingozzi qui al tavolo e leggo un curriculum consistente, in quanto Davide Mingozzi è dottore di ricerca in arti visive, performative e mediali all'Università di Bologna. Approfitto, ecco, del fatto che adesso si stia accomodando, così mi avvantaggio sui tempi. Ha compiuto i suoi studi a Genova, dove si è laureato in lettere moderne, diplomato in pianoforte al Conservatorio Paganini, e i suoi ambiti di ricerca vertono sulla storia del melodramma, sulla vita musicale genovese. Recentissimo, no? L'ultima fatica di Davide, proprio legata alla ricostruzione dell'attività qui nel teatro a Genova, e sulla letteratura pianistica tardo-settecentesca e Biedermeier di area italiana. Ha curato 2 edizioni critiche con composizioni di Andrea Adolfati, ha pubblicato su Ad Parnassum, che è una rivista specializzata musicologica per chi non sapesse, un intervento sulla ricerca italiana sull'art du chant di Thalberg, e ha recentemente annunciato la scoperta dell'atto di battesimo di Alessandro Stradella. In realtà è un articolo fondamentale che è apparso sulla rivista Il Saggiatore Musicale, e il ritrovamento di un abbozzo dei Lituani di Amilcare Ponchielli in un contributo su fonti musicali italiane. Di recente ha pubblicato inoltre una monografia, appunto quella a cui facevo cenno prima, Il teatro a Genova fine Settecento, impresari, costume e società, che è un tomo consistente che verrà prossimamente presentato in maniera ufficiale, almeno qui a Genova, no? È stato assegnista di ricerca all'Università di Genova, dove attualmente è docente a contratto, e è inoltre assegnista di ricerca presso l'Università di Bologna. Allora, come preannunciato da Federico Filippi, adesso Davide Mingozzi continuerà nella storia della famiglia Castello, concentrando la sua attenzione su Antonio e cercando di inquadrare in maniera puntuale l'ambiente musicale genovese del primo Ottocento. Prego. Ecco. Dicevo, il mio intervento vedrà un inquadrare la Genova musicale di primo Ottocento, la Genova musicale in cui operavano la famiglia Castello, in cui operava il giovane Paganini e altri, e in chiusura alcune informazioni appunto sull'attività di Antonio Castello, chitarrista. Quando Berlioz nel 1831 arriva a Genova, lascia un impietoso ritratto dei cittadini, tale quale quello di Barney. Dice: i genovesi, come tutti gli abitanti di città commerciali, sono molto indifferenti all'arte. In realtà Genova non era per niente digiuna di eventi musicali e non era estranea al fermento artistico della temperie romantica di quegli anni, e a partire già dal Settecento abbiamo attivi 3 teatri, il Teatro del Falcone, il Teatro a Sant'Agostino e il Teatro delle Vigne, mentre l'attività musicale si svolge anche nei salotti delle famiglie nobili, Durazzo, i Brignole Sale, che con il loro mecenatismo hanno contribuito in maniera fondamentale alla vita musicale della città. Dopo il congresso di Vienna, Genova, città fieramente indipendente, viene assoggettata, suo malgrado, alla volontà sabauda di uno sbocco sul mare, e quindi finisce per estraniarsi dal mondo politico, dando di sé l'immagine di una città dagli scarsi interessi culturali.
ma tale non era. Interessi musicali, abbiamo l'apertura del Carlo Felice nel 1828 con Bianca e Fernando, mentre il marchese Giancarlo Di Negro, mecenato il giovane Paganini, dall'alto della sua villetta ospitava Manzoni e Chopin, Thalberg, tutti i grandi che sono passati da Genova sono passati anche dalla villetta di Giancarlo Di Negro. Oltre ai più noti virtuosi di canto all'epoca nei teatri, moltissimi sono stati musicisti che sono passati per Genova, a parte Paganini, Chopin, Thalberg, Angelo Mariani, direttore del Carlo Felice dal 1852, Giuseppe Verdi, che con Genova mantenne uno stretto rapporto risiedendoci gran parte dell'anno a partire dagli anni 60. Quindi con questo intervento vorrei delineare un quadro sintetico della vita musicale genovese e sondare quel sostrato di figure attive più o meno note dalle quali prese le mosse il giovane Paganini, perché non possiamo pensare che ci fosse un nulla prima, sarebbe alquanto semplicistico immaginare che una mente geniale come quella di Paganini sia sorta così come un fungo dal nulla. Comunque aveva a Genova un suo sostrato musicale molto attivo e il primo compositore che abbiamo attivo in quegli anni è Luigi Cerro. Nasce forse, pensiamo, a Savona e Luigi Cerro ha una formazione bolognese perché studia niente meno che con Giambattista Martini e divenne anche accademico filarmonico bolognese. Al volgere, diciamo, dell'Ottocento si dedica sempre meno alla composizione. L'ultimo incarico che Cerro ha è nel 1815, maestro di cappella a Celle Ligure, poi da quel momento sparisce dalla circolazione. Cerro si occupa soltanto di musica sacra, è uno tra i principali autori che troviamo attivo nelle chiese genovesi, ma soprattutto è il primo a dedicarsi alla musica per strumento a tastiera a Genova, al pianoforte in particolare, con una serie di 3 sonate pubblicate nel 1888 e poi una serie di concerti per pianoforte e archi scritti nel 1812 circa per Anna Pieri Brignole Sale. Un percorso analogo e parzialmente diverso è quello invece di Gaetano Isola, che è un altro tra i principali compositori della Genova ottocentesca. Isola nasce a Genova, ma poi si trasferisce giovanissimo a Palermo, dove studia, ritorna in patria e si rende conto di avere una formazione un po' discontinua. Quindi scrive a Giambattista Martini chiedendo di potersi formare con lui, o perlomeno in modo epistolare glielo chiede, quindi a distanza, non c'era Zoom, gli scrive una lettera in cui dice vorrei studiare questo e quest'altro. Non sappiamo cosa Martini gli abbia risposto, probabilmente gli consigliò di formarsi con Luigi Cerro, che era già disponibile in città senza starsi a spostare a Bologna. A differenza di Cerro, Gaetano Isola è stato soprattutto un operista, quindi a partire da Lisandro, le Danaidi, il Vello d'Oro, sono tutti titoli che o sono legati a Genova o comunque furono composti a Genova. L'unica opera che c'è rimasta di Gaetano Isola è L'Isola dei Portenti, che è un titolo curioso perché venne commissionato direttamente dalla famiglia Brignole Sale a Isola perché venisse eseguito nel teatro privato che la famiglia aveva nella villa di Voltri. Quindi la famiglia, loro stessi interpreti, quindi Anton Giulio III Brignole Sale, Sauli e quant'altro di questa congrega di nobili, ecco, si affittavano il meglio dell'orchestra genovese, chiedevano a compositori di scrivere musica per loro e inscenavano queste opere, quindi una forma di dilettantismo musicale estremamente elevato. Tra coloro che vengono spesso citati all'interno della formazione del giovane Paganini, un posto di rilievo a Francesco Gnecco, di cui lo stesso Paganini lasciò un breve ricordo perché scrisse: mi trovavo spesso insieme al mio illustre concittadino Francesco Gnecco, che influì alquanto sulla mia cultura musicale. Non sappiamo se si può parlare di un vero e proprio apprendistato, anche perché non sappiamo la data esatta di nascita di Gnecco, ma dovevano intercorrere una quindicina d'anni, insomma, tra lui e Paganini, quindi non sappiamo se poteva essere veramente un suo allievo. Sicuramente una salda amicizia, sì. Gnecco
nasce probabilmente, quindi ipotizziamo a Genova, ma fu allievo di Lorenzo Mariani a Savona e iniziò una brillante carriera presentando la sua prima opera a Genova nel 1892, che è Aurette Masullo, e da lì fu poi un crescendo di commissioni, uno dei compositori di quello che noi musicologi chiamiamo l'interregno, cioè il periodo che va tra la morte di Cimarosa e l'esordio di Rossini. Ecco, Gnecco è proprio uno dei protagonisti, insieme a Stefano Pavesi e altri, di questo interregno. Commissioni che lo vedono girare per tutta Italia, Lo sposo del marito di nessuna alla Scala, fino a quella che è la sua opera principale, che è prima una farsa, che è la prima prova degli Orazzi e Curiazzi, data a Venezia nel 1803, titolo che poi modificato, ingrandito, appare alla Scala 2 anni dopo col titolo La prova di un'opera seria. È un titolo che rimase in cartellone per più di 40 anni, cosa curiosa se consideriamo che Gnecco muore pochi anni dopo, nel 1810, colmo di debiti, fugge da Genova, va a Milano dove purtroppo muore. Quindi nonostante questo, nonostante i successi rossiniani dei decenni successivi, comunque l'attività di Gnecco continuava. Gnecco, da segnalarsi nel suo caso, anche una cospicua produzione per quartetto d'archi, di cui Danilo Prefumo come dire, si interessa, ne abbiamo a lungo discusso, ecco, e chissà proprio che questi quartetti d'archi non fossero l'occasione degli incontri musicali tra Gnecco e il giovane Paganini. Tra coloro che si dedicarono al teatro a Genova, un ricordo è a Luigi Degola, anche in questo caso non sappiamo quando nacque, probabilmente intorno al 1770, studiò con Luigi Cerro e debuttò nel 1799 con il Medico per Forza al Sant'Agostino. Divenne maestro di cappella a Chiavari, divenne maestro di cappella a Voghera, come Maria Teresa mi ha segnalato, e morì probabilmente a Genova prima del 1827. Finora lo reputavamo morto a Parigi verso gli anni 60 dell'Ottocento. Dal censimento della popolazione di Genova che ho consultato, nel 1827 la vedova era già vedova, quindi sicuramente muore prima del 1807, quindi un'esistenza abbastanza come dire, contenuta. Stessa carriera la intraprende il figlio Giocondo, che sappiamo ora, sempre grazie a Maria Teresa, che nacque a Voghera nel 1805, non a Genova come si riteneva, perché ovviamente il padre era maestro di cappella là e quindi la moglie come dire, ha partorito a Voghera. E è stato un apprezzato compositore, anch'esso operista, esordisce al Carlo Felice nel 1837 con un'Isabella Spinola e poi tanti altri titoli fino alla morte nel 1843. È un compositore dalla facile vena rossiniana nella melodia, nella conduzione orchestrale, che all'epoca aveva avuto un suo discreto successo ed è uno tra coloro che a Genova si dedicano anche al pianoforte. Abbiamo un'introduzione rondò per pianoforte, un notturno scritta appunto per questo strumento, e soprattutto collaborò con Camillo Sivori in una virtuosistica, violinisticamente virtuosistica, introduzione e variazioni brillanti sopra un tema della Lucia di Lammermoor. All'interno appunto di questo panorama genovese, una menzione adesso spetta al nostro Antonio Castello, che è questo chitarrista che a lungo è sfuggito alle attenzioni della musicologia, anche la più attenta a livello locale. Mi fu segnalato per la prima volta dall'amico Maurizio Tarrini all'interno di un inventario di manoscritti che aveva compilato, e quindi ha meritato una piccola riflessione. E appunto in vista di questa giornata di studio abbiamo effettuato questa riesumazione insieme all'amico Riccardo Guella, che mi ha accompagnato per archivi a cercare documenti e manoscritti. Cosa sappiamo di Castello? Poco. Sappiamo appunto che era il figlio del chitarraro Paolo Castello, che nasce in Strada della Maddalena, numero 143, il 22 marzo del 1774,
Nulla sappiamo della sua formazione musicale, il censimento della popolazione genovese del 1808 lo segnala appunto come professore di violino, secondo una pratica polistrumentale ben all'attivo e ben nota. Paganini in questo ce lo insegna, ecco, che violinisti e chitarristi potevano intercambiarsi. Pare che solitariamente appunto abbia collaborato con l'attività, con la bottega del padre, e che sia stato lui stesso costruttore di strumenti. Se non abbiamo informazioni sulla sua attività di violinista, ci sono giunte non poche testimonianze invece sulla sua attività di chitarrista, in particolare una serie di manoscritti con sue composizioni oggi all'archivio del Palazzo Spinola di Pelliceria, manoscritti fortemente compromessi, come potete vedere, nello stato di conservazione. Queste sono le testimonianze, ciò che resta dell'incendio che colpì il palazzo durante nel 1942. L'incendio fu spento con l'acqua e l'acqua ha fatto questo danno, quindi sono difficilmente leggibili se non con la lampada di Wood, quindi bisogna mettersi lì con calma alla luce blu a vedere cosa passa sotto la carta. Di cosa c'è rimasto quindi di Antonio Castello? Beh, c'è rimasto questo ballo La Cenerentola ridotto per chitarra, 8 contraddanze francesi per chitarra, la preghiera del Mosè ridotta per chitarra e ridotta per 2 chitarre. Purtroppo in questo caso c'è soltanto la parte di una chitarra, e un valzer ridotto per 2 chitarre, anche in questo caso abbiamo soltanto una delle due, e soprattutto un interessante metodo, elementi musicali per chitarra della scuola del professor Castello. Sono 2 copie manoscritte di questo metodo, pressoché identiche fra di loro, con la notazione musicale, il sistema delle corde e diversi esercizi tecnici per l'apprendimento dello strumento. Non attribuite dai manoscritti a Castello, ma probabilmente sue composizioni. Questo ce lo indicano la mano, ce lo indica il fatto che non c'è riscontro con composizioni di altri autori per quanto riguarda questo divertimento per chitarra con suoni armonici e accordatura diversa, cioè in accordo di Mi, una sinfonia per chitarra ridotta al più facile, e queste variazioni rondò per chitarra che sono tratte da un tema di Haydn. Perché per quale motivo così tanta musica si trova all'archivio di Palazzo Spinola di Pelliceria? Consultare i registri, gli inventari e i registri contabili del palazzo ha permesso di trovare un filone, ecco, un collegamento tra Castello e la famiglia Spinola. La famiglia Spinola che nel 1829 paga il signor Castello, professore di chitarra, per pagare i suonatori nella festa da ballo dei ragazzi. Quindi Castello veniva incaricato annualmente verso periodo di carnevale di organizzare un'accademia o una festa di ballo. Non sappiamo se come chitarrista o se come violinista, comunque un collegamento con la famiglia c'era. Nel 1830 tiene un'accademia con il collega, questa volta collega violinista Giovanni Battista Calcagno, e l'ultimo incarico con gli Spinola risale a febbraio del 1833, quando insieme ad altri 2 colleghi prese parte ad una festa da ballo sempre organizzata nel palazzo. È l'ultima testimonianza che abbiamo dell'attività di Castello, perché poi muore un anno dopo, il 14 dicembre del 1834. Altre composizioni di Castello vennero poi invece pubblicate, quindi abbiamo questi 4 piccoli duetti per 2 chitarre, ma dice si possono suonare anche con chitarra sola. Questa romanza nell'opera Teobaldo Isolina, che è la romanza Caro suon lusinghier, ridotta per chitarra, è un'opera del 1826, quindi questa pubblicazione è sicuramente successiva al 26, e delle variazioni per lira con accompagnamento a piacere, quindi per chitarra a lira o con accompagnamento di un'altra chitarra. Entrambe le edizioni furono pubblicate a Genova, ovviamente appunto siamo alla fine degli anni 20, e appunto con queste variazioni io poi vorrei salutarvi, perché abbiamo la possibilità oggi di ascoltarle per la prima volta dopo 200 anni con la chitarra di Paolo Castello. Quindi è un momento, come dire, di riscoperta musicologica ma anche uditiva. Grazie mille.
Grazie molte Davide, io passerei subito all'esecuzione, no? E poi eventualmente domande, se i due esecutori sono in grado. Io ti chiedo solo una cosa, una curiosità mia, hai parlato di quel metodo, degli elementi teorici, si riesce a ipotizzare una datazione, quindi ritieni che sia più fine Settecento oppure i primi anni dell'Ottocento sei in grado di... Ma vedendo quella che è l'attività compositiva, i collegamenti con Palazzo Spinola, direi che siamo, diciamo, tra gli anni 15, dopo gli anni 15, quindi siamo sì, nell'Ottocento. Ci sono grossi dibattiti su com'è che la corda fosse non sempre pizzicata ma premuta con diciamo delle affinità anche con ancora lo stile tecnico che era assimilato a quello del lido. Quindi eseguiremo queste variazioni sul tema non più mesta accanto al fuoco e buon ascolto.
Bene, grazie per questa preziosa esecuzione, e quindi vediamo se ci sono delle domande, curiosità che possono essere emerse dalle relazioni, e poi a maggior ragione. Il cartiglio che ho messo nella slide è tratto dal catalogo di Georg Kinski della collezione Heyer del 1910, poco dopo quello che era stato l'acquisto appunto da parte appunto di quella che era stata l'asta degli strumenti di Paganini. E l'altra foto che ho trovato si trova in Bonn, adesso non ricordo in quale dell'edizione perché in non tutte viene riprodotta. Ecco. E allora, perché la collezione era poi era passata al Grassi Museum, e nei bombardamenti del 43 era andata distrutta, almeno a quanto io sono andato a chiedere. Anche il mandolino, purtroppo. Io l'ho cercato per diverso tempo, ma allora quello che sì, allora quello che ho scritto in un ultimo articolo sul mandolino è che sono riuscito, insomma, avendone visti tanti, a ricondurlo all'attività di Agostino Delle Piane. Quindi probabilmente era stato realizzato da Delle Piane, anche se Kinski non riconosce il suo logo, il suo marchio a fuoco. Aveva un marchio a fuoco che era ADP con le iniziali, ma talvolta non si riescono a leggere. Quella si è bloccata, e così come anche la chitarra terzina, delle quali appunto rimangono quelle due foto lì che ho messo nella diapositiva, nella slide. Purtroppo però sono andate perdute, e altri strumenti pare che fossero stati, però quello lì non si può sapere se qualcosa sia stato sottratto. La mia speranza c'è sempre, però il rischio sia che sia... No, quelli più conosciuti non li ho messi perché si sa già, c'è quella della Fabbricatore, diciamo le altre, quella italiana e quella di... Grazie a Dio. Purtroppo, come spesso capita, si perde qualcosa. Grazie. Altre curiosità o domande? Prego. Hai parlato prima di Braque, quello che ha fatto vedere le casacce, che parlava dei 50 mandolini. Esatto, volevo dire, siccome io ho trovato nell'opera 1 di Molino, che sappiamo poi ne parlerà il professore, e di Molino a Genova, aveva dedicato l'opera 1 a Madame Braque. Madame Braque era mica la moglie di questo Braque, perché era la moglie o la figlia. Questo Braque era il direttore delle dogane, esatto, sì, delle dogane, quello ho capito, l'ho letto dal Fronimo che ha scritto lei. Sì. Anche. Ecco, appunto, che magari sembra che è dell'opera 1 di Molino, qui ci sarà anche delle cose di Molino. Parlare di Molino. Ha fatto la traduzione dal francese, vabbè, sul microfono potete passare a... Bene, allora, se non ci sono altre domande, inviterei Danilo Prefumo ad arrivare qui al banco, così magari può anche proseguire nella spiegazione dei suoi ritrovamenti legati ai personaggi della vita genovese del tempo, e poi affrontare il tema centrale della sua relazione, che è Niccolò Paganini e Francesco Molino. Bene, un breve curriculum del dottor Prefumo, laureato in filosofia qui in Genova, ha compiuto parallelamente studi musicali, è stato per oltre 20 anni collaboratore di Radio 3 e da molto tempo collabora stabilmente con la radio della Svizzera italiana. Nell'ambito dell'attività musicologica si dedica soprattutto alla musica strumentale italiana del 7-800
e a quella paganiniana in particolare. Ha pubblicato diversi volumi per case editrici importanti come Mursia, Lim, Rugginenti, in particolare l'invito all'ascolto di Franz Schubert, i fratelli Sammartini e Paganini, l'ultimo volume anche tradotto poi in inglese, Paganini, la vita, le opere e il suo tempo. Nel 96 ha fondato l'Istituto Discografico Italiano Vermeer, di cui è anche direttore artistico, ed è anche direttore artistico della casa discografica genovese, io dico Dynamic, poi ho sentito varie voci, Dynamic eccetera, comunque la riconoscete tutti. Vive e lavora a Milano e adesso invece si trova a Genova per affrontare questo discorso legato a Paganini e a Molino. Prego. È legato più che altro a Molino. Paganini arriva sullo sfondo, ma è una cosa importante questa possibile relazione tra Molino e Paganini, è tutta da verificare. Allora, quello che vi racconto riprende sostanzialmente un articolo pubblicato sul Fronimo numero 194 del 2021, non c'è nulla di particolarmente nuovo rispetto a quell'articolo, ma probabilmente non tutti lo conoscono questo articolo, ed è stata una scoperta casuale, come spesso succede ai musicologi, cercano una cosa, ne trovano un'altra e poi seguono quella lì e si rivela di una certa importanza. Cercavo... Si sente? Cercavo informazioni. Vabbè. Dunque cercavo informazioni su Paganini e improvvisamente è comparso fuori il nome di Molino. È comparso in questo importante libro di Boucher de Per, un nome che ho visto è già stato... Questo è Boucher de Per e questo è il suo libro, Su di Roi, sotto 10 re, Parigi 1863, che ricorda, raccoglie tutta una serie di ricordi personali e di lettere di questo archeologo. Era un importante archeologo francese e studioso anche di preistoria, che però visse a Genova per alcuni anni tra il 1805 e il 1808, quindi sono anni cruciali. E in questa lettera del 27 luglio 1807 Boucher de Per scrive infatti quello che voi potete vedere qui. Ho adesso per maestro di violino, scusate che non leggo bene, un eccellente uomo e un abile professore, è di Torino e si chiama Francesco Molino. E questa è la allievo di Pugnani, è il vecchio compagno di studi e amico attuale di Viotti, di cui ha un po' lo stile esecutivo. E qui poi va avanti e poi cita diverse altre volte Molino. Quindi noi abbiamo per la prima volta la prova provata che Molino era a Genova nel 1807. Il soggiorno di Molino a Genova era stato ipotizzato da Mario Dellara nei suoi scritti precedenti, che si erano poi concretizzati in una grande, molto bella ed esaustiva monografia su Molino, che fu pubblicata a Savigliano nel 2014, Francesco Molino, vita e opere di Francesco Molino. Cosa diceva Mario Dellara in questa biografia? Diceva, beh, è molto probabile che Molino, che vorrei ricordarlo, fu un grande chitarrista, uno dei grandi chitarristi del primo Ottocento, visse a Parigi dal 1820 in avanti, è nota la sua rivalità, o almeno la rivalità dei suoi seguaci con i seguaci di Carulli, e nacque la famosa rivalità tra carullisti e molinisti. Questo fa parte della storia della chitarra nella prima metà dell'Ottocento. Dicevo, diverse opere di Molino, soprattutto tra le prime da lui pubblicate, sono dedicate a personaggi dell'ambiente genovese. La prima opera in ordine cronologico che Molino dedicò a un genovese non è un'opera per chitarra, è un concerto per violino, orchestra mi pare in re maggiore, che è dedicato a Giancarlo Di Negro, quindi nome
noto a chiunque si occupi della vita culturale genovese del primo Ottocento, noto anche agli studiosi paganiniani, perché Giancarlo Di Negro fu notoriamente un mecenate di Paganini, lo aiutò, lo ospitò nella propria casa e quindi Paganini lo conosceva benissimo. E questo concerto per violino è datato nell'edizione 1000, secondo Dellara, l'edizione risale al 1000, scusate, risale al 1803. Fatto estremamente significativo, a Genova, nella biblioteca del nostro conservatorio, abbiamo anche le parti separate di questo concerto, che secondo me sono precedenti l'edizione, che rivelano comunque, grazie mille, un'esecuzione, sicuramente un'esecuzione in ambito genovese, sicuramente intorno a quegli anni. Quindi è assai probabile che intorno al 1803, probabilmente anche prima, Molino fosse già a Genova, perché insomma tra il momento in cui una composizione viene scritta e il momento in cui una composizione viene pubblicata possono passare insomma un po' di mesi, non era una cosa così immediata. Altre opere di Molino sono dedicate a personaggi genovesi. La cosa interessante è che tutti questi nomi di queste persone a cui Molino dedica le sue opere, questi personaggi genovesi, sono tutti citati nel lavoro di Boucher de Perthes, perché Boucher de Perthes li cita, ed è dunque possibile che sia stato proprio Boucher de Perthes a farli conoscere a Molino, perché Boucher de Perthes era evidentemente era un funzionario francese, conosceva veniva da una famiglia della piccola nobiltà della provincia francese. Suo padre conosceva diverse persone dell'ambiente genovese, tra cui il marchese Durazzo, al quale poi Boucher de Perthes fu incaricato di portare i suoi saluti, che sarà poi uno dei dedicatari delle opere di Molino. E infatti quando Molino nel 1812 inizia a pubblicare le sue prime opere presso l'editore Breitkopf und Härtel di Lipsia, che escono tutte assieme, quindi praticamente a poca distanza di tempo l'una dall'altra, ma che verosimilmente erano state scritte parecchio tempo dopo, troviamo già le Trois Sonates Faciles, opera 1, sono dedicate a Madame Laure Braque. Dalla lettura di Sous du Roi di Boucher de Perthes apprendiamo che Monsieur Braque era un grande amico del padre di Boucher de Perthes, e Boucher de Perthes ed era già a Genova, appena arriva a Genova Boucher de Perthes lo va a trovare, ed era appunto il direttore della dogana, delle dogane di Genova. Ora poi chi sia questa Madame Laure Braque non è dato sapere se era la moglie o la figlia, insomma comunque il cognome è tutt'altro che comune, no? E non è italiano, è francese, quindi evidentemente Molino dedicò quest'opera ad un personaggio della famiglia, o la moglie o la figlia o qualunque altra persona che fosse imparentata con Monsieur Braque. Poi ce ne sono altre opere di questo genere, perché ad esempio ci sono le 3 sonate opera 2 per chitarra con accompagnamento di violino, sono dedicate ad Amelia Spinola, e Boucher de Perthes in una sua lettera dice: qui a Genova sono stato a visitare la famiglia Spinola, ci sono 4 signore amabilissime, cita 4 nomi, nessuna si chiama Amelia, ma comunque è possibile che questa Amélie Spinola potesse essere una figlia o una parente comunque di queste quattro amabilissime signore Spinola che cita Boucher de Perthes. Poi ci sono queste
ancora. Ci sono questi 12 Vals, opera 9, che sono dedicate anche queste ad Amelia Spinola, con la quale evidentemente Molino doveva aver stretto dei rapporti di conoscenza molto stretti, probabilmente era stato il suo insegnante. Poi ci sono i tre tri, opera 4, che sono dedicati al conte Durazzo. In Boucher de Perthes c'è tutta una lunga storia in cui si fa riferimento a questo conte Durazzo, che era amico del padre di Boucher, conte Durazzo, che conosceva anche Paganini, perché Paganini, non mi ricordo bene in che anno, mi pare nel 1829, gli indirizza al conte Durazzo una lettera di raccomandazione di un signore, mi pare inglese, che deve venire a Genova, e gli dice: lo ospiti meglio che può, sia gentile, mi faccia questo favore. Quindi tutte persone. Sempre ancora più importante, altro personaggio, la contessa di Dalber, alla quale non a caso Molino dedica la sua Nouvelle Méthode pour Guitare. Era la contessa di Dalber, in realtà si chiamava Pellina Maria Teresa Brignole Sale, e anche questa veniva da un'altra celebre famiglia genovese. Quindi abbiamo una serie di testimonianze che attestano, senza ombra di dubbio, che Molino visse a Genova, insegnò chitarra a Genova e la insegnò a personaggi molto influenti del mondo dell'aristocrazia genovese, alcune delle quali avevano anche rapporti erano ben noti a Paganini. E qui viene la domanda fondamentale. Molino conobbe Paganini? Allora, quando Boucher de Perthes scrive la sua lettera il 27 luglio del 1807, Paganini non era sicuramente più a Genova, perché dal gennaio del 1805 era attivo a Lucca, dove sarebbe rimasto fino al 1809. Lucca e poi Firenze. Quindi in quel periodo lì non c'era. Ma se Boucher de Perthes era arrivato a Genova, poniamo, nel 1801, nel 1802, nel 1803, avrebbe avuto senz'altro la possibilità di conoscere Paganini, perché in quel periodo lì Paganini era a Genova, anche se ogni tanto si spostava per tenere i suoi concerti a Lucca e in altre città. Conosceva Molino Paganini? E qui c'è una lettera, io la riprendo testualmente dal testo di Dellara, che è la fonte fondamentale. Credo che sia anche l'unica lettera di Molino che oggi si conosce, e che è indirizzata a Domenico Dragonetti ed è datata 10 marzo 1843, quindi è molto tarda, e fa riferimento a Camillo Sivori, e infatti dice questo, ma sappiamo che sta parlando di Sivori: è un celebre professore di violino, è lo stesso che all'età di 10 anni è stato in Londra col suo maestro mio scolaro, non dice il nome, ma il suo maestro mio scolaro chi è? Agostino delle Piane. Agostino delle Piane, che evidentemente era stato scolaro di Molino, ma lo fu poi anche intorno al 1807-1808 di Paganini a Lucca, perché Paganini nel 1820, quando pubblica le sue sonate per violino e chitarra, 6 le dedica alla ragazza Eleonora, che era stata una ragazza che aveva amato nella sua giovinezza, e altre 6 le dedica a Moscia delle Piane, che è lui, Agostino delle Piane, buon violinista, che sarà maestro di Sivori e col quale poi Paganini avrà rapporti anche quando tornerà a Genova negli anni 20, suoneranno insieme in quartetto o in trio con Sivori delle Piane e Paganini, perché Paganini suonerà la chitarra, delle Piane la viola e Sivori il violino. Quindi questa è una situazione. Quindi qui c'è un altro possibile punto di contatto. Ma andiamo avanti col suo maestro mio scolaro, che ha dato vari concerti, che ha fatto un entusiasmo così per la sua grande precisione nella difficoltà ed una grande espressione. Ora viene dall'Alemagna e dalla Prussia, qui
ha dato vari concerti e tutti hanno detto è veramente un altro Paganini, e io ne sono persuaso. Conoscerete pure in questo gran talento un giovane pieno d'educazione, d'un carattere dolcissimo, infine tutto al contrario di Paganini. Questa ultima notazione, infine tutto al contrario di Paganini, potrebbe essere interpretata come la dimostrazione che Molino conosceva Paganini, a meno che non si rifacesse alle dicerie correnti, però insomma sembra un tratto quasi personale che ci dice sì, io l'ho conosciuto, aveva un caratteraccio, cosa che peraltro molte testimonianze ci permettono testificano, insomma, attestano, e quindi siamo nella piena logica. Ma la cosa più interessante, secondo me, è a livello musicale. Qui andrebbe indagata, perché Molino è l'unico compositore di musica per chitarra del primo Ottocento che scrive sonate per chitarra con accompagnamento di violino, e infatti ce ne sono 2 raccolte, la famosa Opera 2 dedicata a Amelia Spinola, e poi le Trois Grandes Sonate, che peraltro non è che sono tanto diverse da quelle dell'Opera 2, che hanno un'altra dedica, Opera 7, anche queste. E questo è significativo perché la sonata per chitarra con accompagnamento di violino in tutta la storia della chitarra italiana le scrivono solamente 2 autori, Molino e Paganini. La grande sonata per chitarra sola con accompagnamento di violino è il capolavoro chitarristico di Paganini, e l'opera per chitarra in assoluto più importante che Paganini abbia scritto, insieme con la sonata concertata, ma lì c'è proprio questa dizione sonata per chitarra con accompagnamento, che è un modo, è un tipo di composizione che risale, come tutti sappiamo, a modelli tardo settecenteschi della sonata per clavicembalo con accompagnamento di violino, nel quale spesso la parte di violino poteva essere un ad libitum, come nel caso della sonata di Paganini, in cui veramente ha poca rilevanza, oppure poi poteva avere un certo sviluppo, un certo rilievo, come accade nella sonata concertata, e assumere poi un ruolo assolutamente paritetico con quello del clavicembalo o della chitarra nel nostro caso, fino a diventare un vero e proprio duetto. Noi sappiamo che di tutte le opere che ha scritto Paganini, la sonata concertata è l'unico vero e proprio duetto in cui i 2 strumenti hanno un ruolo paritetico. In tutte le altre sue composizioni la chitarra accompagna e il violino ha la melodia, la parte principale, con l'unica eccezione della grande sonata, nella quale il violino invece è solo un ruolo di riempitivo, anche abbastanza così poco significativo. Quindi cosa posso dire in conclusione di questa brevissima presentazione? Genovesi, andate a cercare negli archivi, io non lo posso fare, ma i giovani musicologi che abitano qui e che hanno la possibilità di andare a visitare parrocchie, stati d'animo, ho visto dei bellissimi stati d'animo delle parrocchie, andate a vedere, perché secondo me c'è la possibilità di trovare altri documenti riguardanti il soggiorno di Molino a Genova. Cosa ci faceva Molino a Genova? Un violinista, avrà ben dovuto suonarlo il violino, avrà suonato in un'orchestra, avrà dato lezioni private, qualcosa avrà fatto, ma insomma credo che ci sia la possibilità, cercando, di trovare molte altre tracce della presenza di Molino nella nostra città. Ho finito, vi ringrazio. Grazie molte per questi stimoli ad approfondimenti che senz'altro verranno raccolti, perché immagino che con l'apertura magari di sezioni dell'Archivio di Stato o di altri archivi segretissimi che solo i musicologi genovesi conoscono, si possa davvero avviare un approfondimento sull'argomento. A questo punto segue l'esecuzione
di Jacopo Figini, che invito ad entrare in sala e ad illustrarci anche il brano che segue.